Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito 13 misure cautelari a seguito di una complessa attività investigativa svolta tra il 2020 e il 2022 che ha coinvolto i mandamenti mafiosi di Caccamo Trabia, in particolare le famiglie di Cerda e Termini Imerese e San Mauro Castelverde. Con riferimento alle famiglie di Campofelice di Roccella e Collesano, gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e detenzione illegale di armi e droghe da spacciare. Adesso a Ragusa, sequestro preventivo di 3.200 euro nei confronti di una 44enne ragusana. A conclusione di una complessa attività di indagine terminata lo scorso ottobre, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 4 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza e truffa aggravata. Tra i denunciati la donna che ha eluso il sistema dichiarando una residenza anagrafica fittizia, figurando come se vivesse da sola, nonostante invece convivesse con la madre anziana. E adesso vi parliamo di una decisione innovativa e che avrà sicuramente un grande impatto sociale. È stata recentemente emessa dal Tribunale di Messina, che ha concesso la rettifica anagrafica del sesso ad un giovane residente messinese senza richiedere interventi chirurgici invasivi. I giudici hanno ritenuto sufficiente, al fine dell'accoglimento delle domande, l'aver adeguato i propri caratteri sessuali a quelli tipici del nuovo sesso. Ci spostiamo a Palermo in occasione del 30ennale apertura del primo pronto soccorso del Policlinico. Ieri mattina è stata inaugurata la nuova area di emergenza dell'azienda universitaria ospedaliera. L'area ha un unico monoblocco di quasi 4.000 metri quadrati, è dotata di nuove tecnologie e di uno spazio organizzato per garantire rapidamente ai pazienti tutte le cure e i trattamenti di alta specialità. Siamo riusciti a dare un'accelerata e una spinta decisiva al completamento dei lavori, il commento del presidente Schifani. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.